Nel nostro progetto di sviluppo locale approvato avevamo anche questo impegno di promuovere il territorio con fondi della cooperazione e quindi abbiamo trovato una collaborazione con altri 4 GAL e quindi alla fine abbiamo pensato che la migliore possibilità per far vedere le bellezze naturali, la storia, la cultura del nostro territorio fosse quello di produrre un film documentario su questo territorio. Questo film è ispirato alla vita di Hemingway e fa vedere le bellezze del Veneto rurale, è stato finanziato da 5 GAL in un viaggio dove il nonno accompagna la bambina, quindi il protagonista è il paesaggio visto con gli occhi del nonno che rappresenta la saggezza, l'esperienza di vita e con lo stupore e la meraviglia della bambina, della nipote che si apre alla vita. Nel nostro territorio ci sono delle location molto belle perché c'è il Tempio Canoviano, il Ponte di Vidor, le colline del Prosecco, la piazza Flaminio a Serravalle e le grotte del Caglieron. Ecco, lo strumento del docufilm che è stato presentato per la prima volta al Festival Internazionale di Berlino, è molto apprezzato e verrà presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, ha proprio lo scopo di promuovere le bellezze del territorio, quindi promozione turistica per far capire come nel Veneto, oltre alle destinazioni turistiche tradizionali, Venezia, Lago di Garda, le spiagge e Dolomiti, c'è anche i siti UNESCO, le colline del Prosecco e il Veneto rurale, le bellezze del paesaggio rurale veneto. Daremo a disposizione 200 chiavette dove l'idea è di coinvolgere proprio le biblioteche, le scuole, le università degli anziani e comunque chiunque può vederselo comodamente anche nella propria TV perché è disponibile su Amazon Prime, Il vecchio e la bambina è disponibile su Amazon Prime e a breve anche su Sky e in forma assolutamente gratuita perché è finanziato da un progetto europeo. Vedremo il territorio molto bello dei 5 GAL veneti, in particolare qui dove è stato girato nell'area di Vittorio Veneto, le grotte del Caglieron di Fregona, Possagno, Vidor e le colline del Prosecco patrimonio UNESCO. Essendo un progetto di cooperazione che raccoglie altri 4 GAL del Veneto, all'interno di questo docufilm è rappresentato anche l'area di Rovigo, piuttosto che l'altopiano di Asiago, Padova con i Colli Euganei e il litorale isolano. L'obiettivo di promuovere il territorio di questi 5 GAL veneti, più in generale del Veneto, al turista e far conoscere diciamo così, le tante bellezze, le tante eccellenze che sono magari meno conosciute rispetto agli attrattori più famosi, ma che sono ugualmente importanti e utili e importanti da scoprire, ma non solo per il turista che viene da fuori, ma anche per il turista locale.